Oggi ai microfoni di QDP News abbiamo Filippo Polegato, giovane imprenditore di Astoria, che è rimasto qui nelle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene per costruire il suo futuro e il futuro della sua azienda. Cosa consigli ai giovani che cercano tutti gli strumenti, tutte le strade per poter rimanere nel loro territorio e sviluppare la propria attività? Sicuramente la formazione di un ragazzo all'estero per poi dopo anche rientrare proprio o proprio la propria azienda o comunque ritornare nelle zone dove una persona è nata sono secondo me fondamentali, perché comunque avere un'apertura soprattutto mentale è fondamentale, perché viviamo in un mondo sempre più connesso, interconnesso, quindi ben venga più esperienze non solo in uno stesso Stato. Se uno ha la possibilità anche di girare in più Stati, ben venga, perché è importante e fondamentale capire tutte le varie culture che ci sono, tutte le varie usanze, anche perché e anche poi nel business è importante questo fattore. Ricordiamoci che anche in Italia ci sono delle differenze di residuo zuccherino tra nord, sud e centro, e anche delle differenze che ci sono anche all'estero. Quindi è fondamentale avere sì delle nuove esperienze all'estero come formazione, proprio per il classico imparare anche come vengono divulgate, quindi vedere anche la comunicazione che fanno negli altri stati e soprattutto altri modi di vedere, e dopo avere l'intelligenza di capire quali possono essere interessanti e soprattutto calarti poi dopo in una situazione comunque propria, perché ovviamente non tutto è possibile, tutto deve essere fatto anche in base alle proprie capacità, alla propria struttura aziendale, anche alla disponibilità e quindi anche alla propria grandezza. Quindi non sto dicendo che uno per forza deve copiare quello che fa Ferrari o che fa Diesel o che fanno altri al di fuori dell'Italia, o anche altre aziende che non sono neanche italiane, perché è importante capire, ma soprattutto capire cosa può servire e cosa può essere utile alla tua azienda. Quindi per me, ripeto, girare, fare esperienze non solo nel momento di formazione ma in continuazione è sicuramente uno dei punti fondamentali per poi dopo essere sempre più competitivi nel mercato. Si parla tanto al giorno d'oggi di ecosostenibilità, di sostenibilità ambientale. Qual è l'idea di Filippo Polegato in merito a questo tema e cosa state facendo voi come azienda Astoria per sviluppare questo concetto, questa filosofia? In primis bisogna sempre anche ricordarsi di essere accorti, fare tutto il possibile nel nostro piccolo, nella quotidianità, perché è vero che tanto possono fare le aziende, tanto devono anche comunicare, secondo me, come ho già detto prima, però il primo fattore è che tutti quanti noi nel nostro quotidiano dobbiamo essere sempre più attenti agli sprechi, sempre più attenti a fare tutto quello che è possibile per l'ambiente, perché, ripeto, noi viviamo nel mondo, quindi io credo che l'apporto che possono fare tutti quotidianamente, se tutti lo facessero, già quello sarebbe una grandissima mano e soprattutto un grandissimo rispetto verso l'ambiente e tutto quello che ci circonda. Invece a livello aziendale noi diciamo che il primo passaggio l'abbiamo fatto ancora diversi anni fa, proprio perché siamo stati la prima azienda nel DOCG Conegliano Valdobbiadene, diciamo, ad avere e soprattutto anche a comunicare l'SQNP, perché allo stesso tempo ad oggi siamo arrivati anche all'80% dei nostri conferitori che hanno anche loro questa certificazione, dove è una certificazione dove sostanzialmente ha determinati accorgimenti per quanto riguarda ovviamente la coltivazione dell'uva, tanti prodotti anche fitosanitari non sono concessi e così via, ma soprattutto ha tutta una serie di regole ferree per quanto riguarda quello che fai tu come azienda per l'ambiente, quindi loro ti fanno anche il controllo di quanti sprechi che utilizzi hai anche dell'acqua in azienda, quindi tutto quello che può portare proprio a 360 gradi, non solo sulla parte pura della coltivazione,
ma un po' tutto quelli che sono i processi vitivinicoli che l'azienda fa proprio per diciamo andare incontro e soprattutto fare tutto quello che è possibile nel rispetto proprio dell'ambiente. Inoltre quello che stiamo facendo e stiamo portando avanti anche con Fermento per quanto riguarda proprio alla sostenibilità dell'ambiente, noi abbiamo appena chiuso un polo logistico nella sede nostra di Crocetta, che sono 6.500 metri quadri. In quel polo è stato installato un impianto fotovoltaico da 500 kW. Adesso abbiamo già in previsione entro la fine dell'anno un altro investimento di altri 300 kW, non solo per quanto riguarda il fattore energetico, che direi che è di dominio pubblico la situazione e soprattutto l'aumento che c'è in atto e la confusione che c'è, ma anche lì per rendere sempre il più possibile l'azienda. Ovvio che il sogno sarebbe di arrivare al 100% di energia utilizzata che sia tutta quanta da energia da fonti rinnovabili, però ripeto, già un passo, arrivare comunque entro l'anno a quasi un 35-38% è comunque un passo importante considerando che si partiva da zero. Ovvio che, ripeto, anche lì l'obiettivo nostro effettivamente è quello di arrivare il più possibile, non dico al 100%, ma già fosse comunque un 60-70% è un grandissimo obiettivo. Poi dopo l'azienda sia sempre per un discorso di efficienza, ma anche lì il fatto di avere efficienza e sfruttare le tecnologie, ma soprattutto non solo per il fatto dell'efficienza, ma anche portare quelle che possono essere poi dopo dei risparmi e quindi della sostenibilità. Un altro passaggio che abbiamo fatto è quello di portare l'abolizione quasi completa delle coppie commissione per tutti i nostri agenti Italia. Considerate che noi in Italia abbiamo 160 agenti, quindi potete considerare la mole di carta, di cartaceo che c'era comunque in precedenza, non solo nell'approntamento, nell'ordine, ma poi in tutti i processi anche all'interno dell'azienda, proprio di conservazione dei documenti, perché era tutto quanto cartaceo. Quindi un altro obiettivo proprio che sto portando avanti, e il primo passo è stato proprio quello di dare ai nostri agenti un'applicazione che potessero sfruttare sia sotto il lato della possibilità di avere dati di clienti e di fatturato, tutti i dati che loro hanno bisogno per essere efficienti, ma è stata anche data questa applicazione anche proprio per iniziare proprio questo processo di abolizione della carta all'interno dell'azienda, anche quello fondamentale. L'ultimo passaggio, che anche quello non è semplice, è anche quello di arrivare a un packaging che sia dall'A alla Z, quindi o da materiali riciclati o comunque da materiali con basso impatto. Però questo è un passaggio molto più difficile, proprio per il fatto che sappiamo benissimo anche che il nostro prodotto ha anche un rapporto qualità-prezzo molto importante comunque da mantenere, e oggigiorno certi materiali, anche come può essere nell'etichetta o nella capsula, con materiali fatti al 100% con materiali biodegradabili o comunque al 100% tramite fonti di energia rinnovabili, oggigiorno purtroppo sono un po' fuori mercato per il nostro settore. Però i passi comunque da gigante si possono fare, soprattutto i passi di innovazione si possono sempre fare, l'importante è avere, ripeto, comunque le idee chiare e iniziare un percorso che stiamo già facendo.